Appuntamento del martedì, il sindaco risponde in rigorosa diretta, 19:54 se non vedo male, minuti più o meno, ci sono molti messaggi, molte telefonate, però prima faccio la domanda che l'ha interrotta la pubblicità. Prima parlavamo delle buche nelle strade, lei sa purtroppo l'incidente che è successo nel 308, il ragazzo che è morto per via appunto delle strade dissestate, i dirigenti delle strade sono stati inquisiti. Domanda, nelle buche che ci sono nella città, se succede qualcosa ne risponde il comune e in che percentuale di responsabilità ne viene fuori? Beh, se un incidente è causato da un ammaloramento della strada, risponde il comune. Chiaramente. E quindi ce ne sono molte buche che da sistemare, quindi anche sotto questo punto infatti di vista. È importante avere sempre un finanziamento specifico per le manutenzioni delle strade e dei marciapiedi, perché sulla strada c'è l'incidente in moto, in motorino, anche in macchina, perché una buca può creare uno sbandamento, e sui marciapiedi ci sono gli inciampi delle persone che possono farsi anche male. E la nostra avvocatura ogni tanto insomma deve anche affrontare situazioni di cittadini che si fanno male nelle nostre strade e che denunciano il comune. Mi prometta che è rapido nelle risposte. Andiamo però, perché ho già visto sono telefonate, messaggi. Iniziamo col primo, Elisabetta, messaggio. Ricordatevi del quartiere Brusegana, strade interne vecchie, strette e macchine parcheggiate creando ostacoli alla circolazione. Via Poggi, via Monte Castello, ad esempio, istituzione di sensi unici. È una domanda, istituzione di sensi unici, praticamente il spettatore chiede, potete fare sensi unici in quella zona? Me la sono segnata, la guardo, alle volte può essere una soluzione utile perché guadagni spazio di sicurezza. Andiamo nel secondo messaggio, Elisabetta. Troppi bandi, troppi cantieri, poi succede come con la curva, che non vi bastano e bloccate tutto. È un tema vero questo, noi con i fondi PNRR abbiamo ottenuto, e Padova lo diciamo è la città che ha avuto più finanziamenti per opere pubbliche, e adesso abbiamo un grande lavoro da sormontare, però insomma io penso che sia una posizione di vantaggio, bisogna correre, bisogna fare attenzione, ma insomma noi vogliamo il massimo per la nostra città e abbiamo cercato di agganciare più finanziamenti possibile. Terzo messaggio. Per snellire il traffico tra Padova, Albignasego e Casalserugo date la precedenza alle rotonde, alle provinciali e non alle strade laterali di quartiere. Non capisco il tema. Dice comunque... praticamente nella zona per andare al Bignasio dove c'è la PS, tanto per il secondo, ci sono delle rotonde con strade che hanno meno traffico rispetto ovviamente alla principale, e lui dice perché, è una domanda che non potrà esaurire credo la risposta a lei, perché dice non date alla strada principale più possibilità di scorrimento? È ovvio, ci vorrebbero i semafori allora. Esatto, invece la rotonda disciplina diciamo in modo diverso. Io penso che bisogna fare insieme ad Albignasego soprattutto un ragionamento su come potenziare la viabilità lì in quella zona, perché oggi via Roma è quella. Però vede anche lì Micarici, c'è gente che fa i lavori o dei politici che fanno dei lavori davvero da arrabbiarci. Allora succede che non è ovviamente responsabilità di questa amministrazione, però viene detto facciamo il tram alla Guizza e viene fatta una strada parallela alla Guizza proprio per spostare il traffico, viene fatta una strada larga 3 metri, esagero, ma piccolissima, dovevano fare una strada un po' più larga perché lo spazio c'erano terreni, quindi c'era la possibilità di farla, io ricordo benissimo, poi è stato costruito l'ira di Dio, ma inizialmente si poteva farla, però la politica non guarda avanti, guarda al momento, motoriamente con la solita scusa che non ci sono i soldi. No, ma è una strada a scorrimento quella alternativa alla Guizza. Su Albignasego probabilmente dovremmo ragionare così. No, era per fare un esempio. Sì, creando delle alternative, ovviamente facendo attenzione a non impattare molto sulla zona, però penso che l'altra scelta coraggiosa che bisognerà fare è quella di prolungare il servizio di trasporto pubblico. Sarebbe bellissimo il tram, più avanti insomma che passasse verso Albignasego, che ormai è un centro abitato
non da poco, e anche magari oltre, non so se però va valutata questa cosa, perché altrimenti dobbiamo risolvere solo con strade, come dire, un tema di traffico, di viabilità, di gente che la mattina si alza ad Albignasego o a Maserà, arriva a Padova, lavora, fa spesa, usufruisce dei servizi di Padova e la sera torna a Maserà e Albignasego. Succederebbe ovviamente le contestazioni perché se passa il tram ovviamente le macchine dove andrebbero, però poi succede come la Guizza che di macchine ce ne sono sempre poco e passa soprattutto il tram. E serve infatti una viabilità anche alternativa. Il tempo poi sempre come sempre galantuomo. Andiamo, non ricordo Elisabetta se è l'ultimo di questa serie o il terzo. Quando avremo Piazza Insurrezione senza auto e con delle belle sedute in mezzo a un po' di verde? È un obiettivo che ci siamo dati con questa amministrazione. L'area della Prandina sarà utile perché, come dicevo prima, noi vogliamo fermare il più possibile il traffico veicolare fuori dalle mura, il centro deve essere raggiungibile. Un'altra cosa che abbiamo fatto, per esempio, e io voglio fare uno spot, me lo conceda, a questo parcheggio, tutti chiedono il parcheggio interrato in centro. Abbiamo acquisito la gestione del parcheggio Europa e del parcheggio Conciapelli, che prima invece era in gestione a privati, pur essendo del comune. Adesso è di proprietà, abbiamo riacquisito la gestione, è gestito da PS. Andatelo anche a vedere perché è molto bello, creato con delle installazioni artistiche bellissime. Sono 260 posti, 100 posti in più, anzi più di 120 posti in più di piazza Insurrezione, 2 piazze Insurrezione quasi, quindi praticamente al piano sotterraneo proprio a 100 metri da Piazzetta Conciapelli. Abbiamo ridotto il biglietto da 5 euro a 3,50 euro, uniformandolo a Piazza Insurrezione. Questo per dire che cosa? Che stiamo creando i presupposti per formare delle alternative di sosta più efficienti per poter liberare la piazza. Qui il fazzoletto ancora non può avere una data, ma io mi auguro che questo obiettivo riusciamo a centrarlo, anzi voglio centrarlo con questo mandato. Telefonata, pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, sono Mara. Da dove chiama signora Mara? Dalla zona nei pressi dell'ospedale di Padova, ovviamente. Prego. Volevo chiedere, visto che c'è l'assessore in diretta, se era possibile nella zona dove abito io, via Cortusio, visto che ci sono anche dei lavori che l'assessore sta facendo adesso di marciapiedi, se era possibile in via Cortusio, via Scarbeone, Barozzi, questo quartiere, fare dei sensi unici, perché è talmente vicino all'ospedale che noi abbiamo macchine parcheggiate ovunque. Con un senso unico io credo che si potrebbe essere più sicuri, specialmente quando si esce da via Cortusio in via Barozzi, c'è una strettoia ed è un problema, insomma, ecco, ogni tanto c'è qualche incidente è perché macchine parcheggiate ovunque, chiaramente per la vicinanza purtroppo dell'ospedale. Grazie, signora Mara, prego la risposta. Ha ragione la signora Mara. Tra l'altro io sono affezionato a quel quartiere perché ho fatto lì le scuole elementari alla San Camillo. E in effetti quel quartiere è aggredito proprio è un problema storico da chi va in ospedale e cerca posto all'intorno. È un insieme di strade non molto grandi e si crea una confusione che genera anche pericolosità in strada. Una volta quando c'erano le strade le macchinine erano piccole, adesso sono camion. Perché sono, esatto, quartieri che sono stati fatti molto tempo fa, alcune strade non hanno neanche il marciapiede, quindi le persone camminano in strada con le macchine che sono accostate a destra e a sinistra, quindi il pedone lo trovi in mezzo alla strada. Noi stiamo anche sperimentando, abbiamo iniziato in una zona all'Arcella, le aree per parcheggio residenti, perché poi c'è anche un problema di chi vive lì che non trova posto. Un anno fa ho chiesto, mi scusi, in quel posto lì proprio il parcheggio di fronte allo IOV, di parcheggiare dove c'è proprio di fronte, che hanno tra l'altro sistemato, però ha detto che non si può per via delle
delle belle arti, quella roba lì, insomma, capito dove dico? Cioè di fronte allo IOV c'è il canale, chiamiamolo, che sì, non sì. c'è, e c'è quelle... Però abbiamo fatto il parcheggio dall'altra parte. Sì, ma lì non si può parcheggiare, giusto? Ma capito dove? Cioè, Di fronte allo IOV. di fronte allo IOV e anche nella strada dove avete fatto il marciapiede nuovo, dopo il marciapiede c'è sotto un terreno libero, sì. ha capito? Nell'area verde avevo chiesto al sindaco ancora un anno fa se poteva parcheggiare, aveva detto che non si può per via ovviamente... No. Perché la fossa della Mura è parte integrante della fortificazione, quindi è vincolata dalla sovrintendenza. E quindi non perché lì ci sarebbe stato lo spazio volendo, per un bel parcheggio. Anche in Prato della Valle, nell'isola Memmia c'è spazio. No, faccio un paragone per dire che, come dire, sono tutti e due luoghi che sono... È un po' diverso però l'isola Memmia da lì, insomma, certo. Però le mura sono un monumento, come dire, al pari del Prato della Valle. E, tra l'altro io li difenderò sempre perché ho la delega al Parco delle Mura, quindi comunque quello è un problema proprio di sovrintendenza. Comunque stavo dicendo, questo parcheggio crea anche problemi di sosta a chi abita lì. Stiamo sperimentando i parcheggi R anche nei quartieri. In alcune condizioni particolari dove ci sono degli attrattori di traffico tipo l'ospedale, per esempio sul caso di San Camillo, stiamo sperimentando questi parcheggi R che oggi si fanno solo in centro. Ma l'Arcella un parcheggio all'Arcella è stato un caso prototipo che adesso stiamo verificando, insomma. Ma senta Michele, se il parcheggio vicino allo IOV è del comune o è privato? Il parcheggio dentro lo IOV? No, quello fuori dello IOV, il multipiani. Il multipiano no, non è del comune quello. Non è del comune. No. Perché non è mai pieno quello lì, è abbastanza vuoto. Non lo so, io quelle volte che sono andato in ospedale ho parcheggiato sempre lì, insomma, capita che vado anche all'ultimo piano, insomma. No, sì, però di prassi non lo vedo. Non ho una casistica. Ecco, comunque lì per esempio abbiamo ricavato dei posti auto. Comunque per tornare alla situazione della signora, in effetti si potrebbe ragionare su sensi unici in modo tale da recuperare anche uno spazio, un vantaggio di sicurezza per pedoni e ciclisti. Raffica, messaggi, risposta. Vai. Andiamo con il primo, Elisabetta. Gestione Bus Italia disastrosa e non aggiungo altro perché dovendo prendere il bus tutti i giorni mi vergogno di essere a Padova. Purtroppo è un periodo di grande crisi per le aziende di trasporto pubblico, sta soffrendo Padova ma anche le altre città del Veneto. A Verona hanno già tagliato le corse, per esempio, perché i costi per il trasporto pubblico sono aumentati molto. Pensate cosa è successo su tutta la politica dei prezzi dei carburanti, insomma, e l'utenza è diminuita, probabilmente la coda del Covid, e quindi c'è una difficoltà, parlando anche con le altre città. Verona ha già tagliato le corse, ma Vicenza e Treviso, come dire, si stanno facendo le stesse domande che facciamo noi. E bisognerebbe, come dire, il servizio pubblico va sostenuto, il Comune già mette come dire, delle risorse. E adesso ne parlavamo oggi in giunta, aggiungeremo altri 2 milioni per sostenere il trasporto pubblico, quindi ci faremo carico come città di un'ulteriore, diciamo, iniezione di risorse, ma non per migliorare il servizio, per mantenere quello che c'è, purtroppo. Quello che manca, l'ho detto anche l'altra volta, è un contributo regionale. E altre regioni, Lombardia e Emilia Romagna, io prendo sempre quelli perché una è governata al centro-destra, una è governata al centro-sinistra, sono 2 regioni dove storicamente i servizi funzionano. Anche nel nostro Veneto i servizi funzionano, ma sul trasporto pubblico siamo indietro. La regione non finanzia il trasporto pubblico e non sostiene questo tipo di politiche che poi hanno una ricaduta su quello che giustamente dice il cittadino. Il Comune 2 milioni in più li mette. Altro messaggio.
C'è pure una mega buca in via Sette Martiri, nei pressi dell'uscita del parcheggio, sul retro dell'ortofrutta, segnalata più volte, messa a posto con un sacco di asfalto, volato via alla prima pioggia. Grazie per questa segnalazione, quindi vicino all'ortofrutta. Proprio all'inizio, credo di aver capito. Dove c'era la mulata una volta che gli hanno dato fuoco. Andiamo con il terzo messaggio. Marciapiede in via Rampazzo a Ponte di Brenta dissestato, nonostante numerose segnalazioni sulla app Padova Partecipa, ma senza alcun esito. Sta segnando, il vice sindaco sta scrivendo tutto, quindi... Cos'è? Via Rampazzo, siamo a Ponte di Brenta, vero? Sì, probabilmente questa non si tratta di una buca localizzata, no, il marciapiede è stato ma di un dissesto, perché la buca localizzata interveniamo in genere poi nelle 48 ore per gli interventi, come dire, di messa in sicurezza. Il marciapiede dissestato vuol dire che deve entrare invece nell'elenco degli interventi che noi realizziamo dalla primavera in poi. Vediamo se riusciremo a fare anche il marciapiede di via Rampazzo. Le asfaltature, le manutenzioni di strade del marciapiede sono lavori che sono un tanto al chilo, cioè più risorse abbiamo, più ne facciamo, più soldi abbiamo, più strada facciamo. Siamo sempre legati a questo. Messaggio, credo, Elisabetta, di questa serie. Si potrebbero fare dei sensi unici nella zona di via Cortusio, via Calza, via Angelieri e via Barozzi? Questa è la domanda che ha fatto la signora prima, forse o è una vicina di casa o è la signora che ha prima mandato il messaggio e poi ha preso no, anche... No, se no sto dicendo che ci fanno loro la viabilità di Padova, fra poco sto scherzando ovviamente, ma immagino la... Però stiamo utilizzando questo sistema in diversi comparti con viabilità residenziale. Quindi è una buona idea. Credo che per il momento abbiamo finito la seconda serie di questi messaggi. Piazzale Boschetti, oggi è uscito un po' sul giornale un attimino qualcosina, lei ne sa qualcosa? Ma insomma, lì i problemi veri che abbiamo sono, uno è stato l'inquinamento dell'area, quella pubblica, e poi l'accordo che si sta stringendo con i proprietari delle palazzine perché parta la ristrutturazione di quegli edifici privati. Oggi ci sono state delle polemiche da parte di un consigliere di minoranza che giustamente, insomma, l'opposizione fa anche il suo mestiere e quindi cerca, come dire, la polemica, anche perché plasticamente lì c'è una situazione, come dire, di fermo dovuto ai problemi che dicevo prima. In realtà l'accordo si sta trovando e quindi io credo che, insomma, spero che nel breve tempo venga risolto il problema. Telefonata, pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, buonasera, sono il dottor Valentino Bisacco. Da dove? Da Bagnoli di sopra. Ah, non da Padova, prego. Sì, ma vengo sempre a Padova. Prego. Ecco, volevo salutare intanto il vice sindaco. Buonasera. Caro Micheletti. Problemi lì a Padova ce ne saranno sempre. Quindi qual è il problema? Quindi no, io volevo solo dare un suggerimento, se posso, dalla mia ignoranza. Prego. Il Bus Italia funziona bene, però secondo me bisognerebbe un po' razionalizzare le corse, fare andare con autobus più piccoli quando non ci sono tanta gente. E questa è la domanda, dottore? Questa è la domanda? Sì, esatto. Perfetto, grazie. Lui dice praticamente, visto che i costi che ha accennato lei, visto tant'altro, se si può ridurre ovviamente gli autobus. Sì, è quello che dicevo prima, cioè noi stiamo registrando un aumento dei costi di gestione e una riduzione dell'utenza, purtroppo, quindi questa è una riflessione da fare. E poi i costi del
della benzina e il costo dell'autista non è che cambia, però noi dobbiamo rendere più appetibile il nostro sistema di trasporto. È interessante, vado in pubblicità, però sono rimasto impresso dalla telefonata della signora dei semafori ad onda verde, ma è rimasto impresso. Intanto ovviamente qualche telefonata mi incuriosisce. Voi rimanete con noi, a tra poco.